Pronto? No, Chi è? signor Vito, sono Tedeschi di Buonferraro, Verona. Mi dica Tedeschi. Niente, amo tanto la sua trasmissione perché i cittadini almeno si sfogano, non Bravo. hanno altro di fare, altro che sfogarsi con la sua trasmissione, che Certo, è bella. certo. Perché sapete perché succede che noi qui in La Bassa siamo invasi di Rom, di quelli che vengono dall'Ungheria, Cecoslovacchia, non so, Bosnia, e girano per il paese, ma nessuna forza dell'ordine che domandano il reddito. Come fanno a vivere? Allora io sa perché Vito? Ehi. Perché là abbiamo un governo, lei lo sa chi abbiamo al governo. Se ci fosse Maroni o Berlusconi ci sarebbe già la rivoluzione. Caro Vito, siccome che là abbiamo la Boldrini che apre le porte, apriti cielo, e qui E non solo le porte. e noi siamo diventati noi gli extracomunitari, si svergogni che Renzi e la Boldrini si svergognano, ormai i nostri figli andranno non so dove andranno i nostri nipoti, ma qui verrà fuori la guerra e la rivoluzione tra poveri. Si svergogni quel governo e li mandano in Ungheria, prendono i camion con questi che vengono qui, li mandano in Ungheria indietro come fa tante. Il Belgio abbiamo avuto in Belgio abbiamo avuto una signora che il marito ha perso il lavoro. Allora, sapete che cosa hanno fatto le forze dell'ordine del Belgio? Hanno domandato il reddito a quella signora che aveva L'ha mandato via, mi ricordo. Oh, bravo Vito. L'abbiamo già detto lo scorso anno. Grazie Tedeschi, un abbraccio. Padrone, e poi... Volevo intervenire, rapidi guardi, tutti. molto, molto rapido, volevo intervenire proprio questo signore. È vero, perché se io vado da questa persona, lo identifico, c'ha precedenti, lo porto in ufficio, ho perso e perderò la macchina sul territorio, che questa è la cosa più importante. Perdo quella unica macchina che ho sul territorio. Identifico, faccio tutti i fotosegnalamenti, mando in procura tutti gli atti, questo non viene arrestato e non viene cacciato. Questo è il problema. Allora, noi abbiamo avuto il Mare Nostrum, pessima scelta di questo governo, Mare Nostrum, tanto decantato da questo ministro dell'Interno. Cosa è successo? Che le persone venivano identificate in Italia, giusto? Perché? Perché venivano fotosegnalate e queste persone arrivavano nelle coste italiane. Per legge queste persone, quando lasciavano... Hanno abolito la Bossi-Fini! Ma non solo! Queste persone che riuscivano a scappare dagli alberghi, perché se gli alberghi si mangiava male, abbiamo letto sui giornali i rifiuti che buttavano via, benissimo. Arrivavano in paesi come Austria, Germania, se venivano presi, venivano rispediti dal paese dove, per legge di Dublino, quindi il Trattato di Dublino, è regola che chi li ha identificati se li deve tenere. Ma mi dice, se uno dall'Africa non è che passa per la Germania, per l'Inghilterra, sbarca dove? In Italia. Povera Italia, volevi aggiungere qualcosa tu? Solo per dire, abbiamo imprenditori, commercianti, aziende che vengono sezionate giorno per giorno dall'Agenzia delle Entrate e Ministero e quant'altro, redditometri vari, questi girano BMW, Mercedes, nessuno capisce da dove prendono le fonti. Pazzesco. E questa è l'anomalia. Noi mi stiamo mettendo a carità aziende perché le banche non gli danno i fidi per chissà quali motivi. Abbiamo aziende che licenziano, che chiudono per la burocrazia, questi girano Mercedes, BMW, nessuno chiede niente, comprano magari terreni dove... No, scusami, chiedono
perché vengono chiedono. vengono fermati, ma succede quello che ti ho detto prima. Sì, c'è una legge che può vietarmi, ragazzi, che può dirmi fai qualcosa. Parlavo sul punto di vista economico, ma è fiscale. è giusto, no? Noi siamo tartassati, vai in banca con Certo, 9.000 euro, ti dà. chiedono da dove sono provenuti. Sì, fai un c'è la conto, un telefonata giroconto. adesso, buoni, grazie, devo rapidamente perché mancano pochi minuti. No, il concetto è questo, che ci siamo mai chiesti perché il dottor Catone ha lasciato l'incarico o è stato diciamo sollevato o diciamo aiutato a autosollevarsi. Allora, il concetto è che se noi continuiamo, se la politica dello Stato centrale continua ad andare a tagliare fondi ai regioni e ai comuni, è chiaro che poi le regioni e i comuni si trovano in difficoltà nell'erogare i servizi ai cittadini e i costi rimangono invariati. Io non ho visto da parte di questo governo nessuna azione per quanto riguarda una riorganizzazione dei ministeri, della burocrazia centrale e nessuna azione che vada a individuare un risparmio sulla spesa pubblica, che anzi è tendenzialmente in salita. Quindi questa finanziaria, questa cosiddetta legge di stabilità, che adesso si chiama più finanziaria, eccetera, andrà ancora di più a tassare i cittadini, perché togliendo le finanze alle regioni e ai comuni metterà in difficoltà gli amministratori nell'erogare i servizi. Sulla sanità poi. Grazie. Pronto? Pronto? Non è pronto nessuno? Allora. Per quanto riguarda la polizia, vuole per quanto riguarda la polizia di Stato, ma le forze dell'ordine, cioè, pur consci chiaramente di questa spending review e di questi tagli che ha portato questa spending review e che tutti dobbiamo tirarci sulle maniche e iniziare a vedere un po' il futuro di questa situazione. Io credo che la cosa sostanziale siano ben poche per salvare quello che possiamo salvare nella Polizia di Stato e nelle forze dell'ordine, ma soprattutto nuovi arruolamenti, perché abbiamo bisogno di gente giovane. Oggi la polizia, come si diceva prima, fuori onda, la polizia ormai ha un'età media di 47-48 anni. Quindi la forza nuova, la linfa nuova serve, perché servono le macchine, servono, cioè, sono tutte quelle cose che vanno dietro i tagli, cioè togli la benzina, non puoi avere la macchina, se hai la macchina non hai la benzina, e tutte queste cose. Ma quello che è vero è che poi le leggi sono quelle che sono. Dicevamo prima nel corso della trasmissione, il Rom lo controlli, poi cosa hai fatto? Lo straniero lo controlli, Mare Nostrum viene, no, lo devi mantenere, cioè non puoi cacciarlo. Cioè, allora, tutte queste situazioni che fanno parte chiaramente della politica, che costruiscono il nostro Stato, è chiaro che nella polizia, nelle forze dell'ordine, le cose essenziali che chiediamo sono ben poche. Dal 2009 noi abbiamo un contratto bloccato, non ci siamo permessi di parlare di riaprire un contratto, perché c'è gente, operai che sono a casa, che hanno perso il lavoro e a noi ancora lo stipendio ce lo danno, 1.300 euro, ma ce lo danno. Andiamo in piazza a prendere i sassi, le bottiglie e veniamo accusati di queste cose? Benissimo. Allora, allora diciamo, caro Renzi, metti mano a questa apertura, a queste forze dell'ordine. Ti ringraziamo di aver la letterina di Babbo Natale, sembra. Ti ringraziamo, caro Renzi, di aver dato la possibilità di riaprire lo sblocco stipendiale che ci bloccava lo stipendio dal 2010, perché il pane dal 2010 è aumentato anche per noi. Bene, oggi noi con questo sblocco alcuni poliziotti hanno potuto, alcuni, non tutti, hanno potuto prendere quei soldi che, bloccato lo stipendio nel 2010, va bene, oggi possono avere 60, 70, 80 e 100 euro a seconda della loro funzione, uno stipendio maggiore. Però, attenzione, se tu parli di sicurezza, io ti ricordo che chi ti accompagna in giro sono poliziotti e carabinieri, perché se no non dovresti neanche uscire da casa. E se vuoi bene agli italiani e se vuoi bene al tuo popolo, visto quello che ti sta succedendo in questi giorni, vai a Brescia e viene contestato, vai a Milano e vieni contestato, allora magari farlo via internet, perché tu sei un bravo comunicatore. Grazie. Alla prossima. Raffaele Padrone.